Le divisioni politiche sulla nazionalizzazione della rete autostradale e ancora l'appoggio del ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ipotesi di holding autostradale del Nord-Est avanzata dal presidente del Veneto Luca Zaia. Infine Atlantia, la società che fa capo alla famiglia Benetton, pronta a chiedere al governo i danni per le ricadute in borsa delle loro esternazioni successive al crollo del ponte Morandi. Il disastro di Genova sta producendo conseguenze a non finire. Gian Antonio Darè, segretario della Liga Veneta, prende le distanze da Zaia e si dice favorevole a una statalizzazione. Il governatore sul tema era stato molto prudente. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Zaia incassa invece da Salvini l'appoggio dell'idea di creare una holding autostradale del Nord-Est rilanciata a più riprese dal governatore. Per Salvini i vertici di Atlantia ancora non si rendono conto della gravità di quanto è successo. Lo dice commentando la presa di posizione del CDA della società, che ha avviato verifiche sull'impatto che avrebbe un'eventuale revoca della concessione e sugli effetti delle ripetute esternazioni del governo. Gli investimenti di Autostrade per l'Italia sulla rete controllata sono al vaglio dell'ANAC, mentre viene presa in seria considerazione l'ipotesi di ingresso della Cassa Depositi e Prestiti in una holding che i Benetton già ipotizzavano di aprire a nuovi soci.